Oggi voglio parlarvi del rappresentante dell'Italia all'Eurovision Song Contest 2026, Sal Da Vinci. Sal Da Vinci, il cui vero nome è Salvatore Michael Sorrentino, è un artista napoletano nato nel 1969 durante una tournée del padre negli Stati Uniti. È una figura storica della musica e del teatro italiano, con una carriera iniziata prestissimo e ricca di esperienze, tra cinema, musical e grandi successi musicali. Nel febbraio del 2026 ha vinto il Festival di Sanremo con la canzone Per sempre sì, conquistando pubblico e giurie. Sal Da Vinci porta sul palco europeo l'anima di Napoli, la sua storia artistica e una voce capace di unire tradizione e modernità. Ma adesso vi racconto quali sono state le sue origini. Sal Da Vinci non è solo un nome, è una storia che comincia lontano, nel cuore pulsante di New York, dove nasce nel 1969, mentre suo padre Mario è in tournée. Quando la famiglia torna a Napoli, Sal è ancora piccolo, ma quel ritorno diventa un abbraccio, l'abbraccio di una città che diventerà la sua anima, la sua radice, la sua voce. La magia arriva presto. Nel 1976 registra il suo primo brano, Miracolo e Natala, che diventa sceneggiata, che viene recitata accanto al padre. Un duetto che non è solo musica, è un passaggio di testimone, un gesto d'amore tra due artisti uniti dal sangue e dal destino. Oggi è Natale, io festere voglio, chissà se che sta festa lui arra con me. La sua infanzia non è fatta di giochi qualunque, ma di palcoscenici. Cresce osservando il padre Mario Da Vinci, uomo profondamente legato alla tradizione napoletana, che gli insegna che l'arte non è solo talento, ma anche sacrificio, disciplina e rispetto. Qui lo vediamo ancora insieme al padre, nel 1979, recitare in un'altra sceneggiata, Ogun Vent. Ma io conosco, a Suor Celeste, veniva tutti i giorni, fuori a scuola. Quanta parola bella mi diceva, come una mamma, con i mamma abbracciata. Passa il tempo e Sal Da Vinci continua il suo percorso artistico. Qui è Carlo Verdone ad accorgersi di lui, della sua spontaneità, della sua umiltà e capacità di tenere la scena. Gli affida una parte nel suo film Troppo forte del che comincia 1986. fra pochi giorni a Hollywood. Finalmente tutto si è aggiustato per il meglio e sono contenta. Ti abbraccio. Oh, è Canuliccio. PS. Ti ringrazio per tutto ciò che hai fatto per me. E l'angoscia di quei giorni, tu mi sei stato molto caro, con momenti che non dimenticherò facilmente. Tuo Nancio. Nancy, non Nancy. Successivamente, Sal Da Vinci si dedicherà completamente alla musica, ottenendo grandi successi. La sua storia non è solo un percorso artistico, è la storia di un'eredità, di un amore, di un talento che ha trovato il suo posto nel mondo fin dal primo respiro. Sicuramente Sal Da Vinci ha esordito come neomelodico, cantando e recitando in sceneggiate napoletane con suo padre, Mario Da Vinci, e ha continuato per un certo periodo su questa strada. Ma poi c'è stata una svolta che non possiamo dimenticare. Arriva la chiamata da Claudio Mattone, un maestro, un visionario. Mattone aveva visto qualcosa che altri non avevano colto, non solo una voce, non solo un interprete, ma un attore, un narratore di emozioni. E così Sal viene scelto per il ruolo di Saverio De Biase in Scugnizzi, un'opera destinata a diventare un pezzo di cuore per un'intera città e per l'Italia intera. Il 15 marzo del 2002 il sipario dell'Agusteo a Napoli si apre e nasce un nuovo Sal. Napoli trattiene il fiato. La storia parla dei ragazzi di Nisida, giovani vite sospese tra sogni fragili e pericoli troppo grandi. Parla di ferite, di cadute, di redenzione possibile.
e parla di Saverio, l'ex scugnizio che quelle strade le ha vissute sulla pelle e che ora tenta di salvarne altri. Quando Sal entra in scena non è più il cantante che tutti conoscono, la sua voce, quella stessa voce che prima sembrava appartenere solo alla canzone popolare neomelodica, diventa improvvisamente teatro, dramma, preghiera, luce. In quel momento il pubblico si accorge che sta assistendo ad una metamorfosi, non un cantante che recita, ma un uomo che vive ogni parola, ogni passo, ogni silenzio. Il successo di Scugnizzi è travolgente. Critica e spettatori parlano di un'opera che scuote, commuove, fa riflettere, ma soprattutto parlano di lui, Sal da Vinci. Quello che fino a poco tempo prima era definito neomelodico, da uno spettacolo all'altro diventa un attore credibile, un interprete profondo, un artista pieno, maturo, poliedrico. La sua storia continua, l'artista cresce ancora. Sal da Vinci non è più solo un cantante, è un narratore di anime. Spero che Sal riesca a vincere anche l'Eurovision. Forza Sal! Porta l'Italia e Napoli sul tetto d'Europa.